Buongiorno cicloviaggiatori, ci risvegliamo per la prima volta in spiaggia con ad accoglierci un cielo sereno ed una luna piena che sta scendendo dietro le colline corse. Andiamo verso Ajaccio oggi. Subito per iniziare una rampa tostissima per salire verso Cargese dalla spiaggia. Che stanchezza. Siamo nella Corsica del Sud e abbiamo appena oltrepassato Cargese. Cargese è interessante perché nel comune esiste ancora una chiesa cattolica di rito bizantino e alcune famiglie che abitano a Cargese, tra le 1130 persone circa, sono di origine greca, quindi fino al 1952 si parlava una sorta di dialetto greco che adesso purtroppo è estinto. Se siete dubbiosi che sulla Corsica occidentale soffi vento e che noi vi raccontiamo balle, basta che guardate questi alberi qua dietro come sono piegati dal vento, appunto. Loro sono qua da qualche decennio, quindi sicuramente ne sanno di più di noi. Quando alle 10 del mattino sei già in maniche corte vuol dire che qua le cose si fanno serie. Abbiamo abbandonato la costa e adesso stiamo salendo. Dopo uno spuntino, una merenda, qui c'è effettivamente un po' di traffico. Il colle di San Bastiano ci ha fatto lasciare la costa occidentale della Corsica per un po', adesso la taglieremo la penisola di Ajaccio per evitare la città e poi riprenderemo più a sud per raggiungere Bonifacio nei prossimi giorni. Per oggi solo entroterra. Oggi degustiamo un montagnolo fatto con latte di Brebis, che presumo sia capra. Una potenza, mamma mia, potentissimo. Siamo arrivati nel paese di Afa e devo dire che nonostante sia il 23 di dicembre abbiamo fatto una bella sudata per arrivarci, perché c'è una salitella qua alle nostre spalle da fare. Questi sono alcuni dei pochi casi in cui andare in bici non è che mi piaccia molto. Abbiamo fatto una strada bella trafficata che usciva da Ajaccio. Per fortuna sono stati solo 2 chilometri e quindi adesso fuggiamo lontani dalla città. Ragazzi, per evitare la strada trafficata abbiamo preso le ridenti colline dell'interno ajaccese, che sono ridenti ma che mi hanno fatto sputare sangue. Non c'è il fisico! Mamma mia che sudata! Bene, per evitare Ajaccio abbiamo percorso una bella dorsale sali e scendi che passa per Bastelicaccia. Adesso abbiamo appena passato il paesino e abbiamo anche trovato una fontana dove riempire le borracce e adesso scendiamo verso la costa, se ci arriveremo, per cercare un punto dove parcheggiare, dove campeggiare, non parcheggiare. E anche per questa sera crediamo di aver trovato un posto decente dove piazzare la tenda, anche se siamo arrivati alla spiaggia di Porticcio, che è praticamente, vediamo se riesco a farvela vedere, di rimpetto ad Ajaccio, che è lì sotto quelle colline, e essendo domenica c'è un sacco di gente che sta passeggiando. Speriamo che questa gente se ne vada, aspettiamo magari che il tramonto
sia terminato e quindi probabilmente la gente dopo il tramonto tornerà a casa e noi piazzeremo la tenda qua da qualche parte. Siamo sulla spiaggia Di Porticcio, Porticciu. fuori da ghiaccio, e abbiamo appena mangiato un ottimo riso alla cantonese di quelli precotti. Che schifezza, ragazzi. Però c'era un buon brocciu corso, quindi siamo rimpizzati di formaggio di capra. Che potenza, ragazzi, anche quello potentissimo, però buono, almeno quello buono. E adesso si va a nanna. Adesso il tè. Giusto tè e poi a nanna. Buonanotte. Yeah. Non sei riuscito, aspetta. E ho sbagliato. Aiuto!